Il festival entra nel vivo, nel territorio della nostra diocesi e sabato, quindi dopodomani, avremo il primo concerto rapallese, quindi il 4 di agosto, qui proprio presso l'Oratorio dei Bianchi. Quali sono le novità di quest'anno? Da un lato è bello festeggiare il 20° anniversario appunto di fondazione della rassegna. La grande novità è che questo festival, che appunto si chiama Armonie Sacre percorrendo le terre di Liguria, quest'anno è inserito in un progetto più ampio su base interregionale che si chiama FONO, Festival Organistico del Nord-Ovest. Il tutto nasce da un'idea della Compagnia di San Paolo, il nostro maggior sostenitore da sempre, che ci ha chiesto appunto di preparare un progetto che avesse questa connotazione. Quindi complessivamente nel Fono 2018 avremo 22 concerti, 18 dei quali nella nostra Liguria e 4 in Valle d'Aosta a cura di un'associazione partner che è Le Clavier di Aosta. Qual è lo spirito che anima il festival? Armonie Sacre percorrendo le terre di Liguria, questo è il sottotitolo del festival che abbiamo scelto a suo tempo proprio per mettere in evidenza questo aspetto, il repertorio della musica sacra, non necessariamente liturgica ma comunque di ispirazione sacra, eseguita all'organo, lo strumento principe delle nostre chiese e non solo, in una varietà di repertori quanto più possibile diversificata, quindi non solo l'organo appunto in recital ma anche l'organo insieme ad strumenti, voci e orchestra, quindi presentare questa letteratura organistica di ispirazione religiosa, di ispirazione sacra. A chi è rivolto principalmente il festival? Il festival ha un pubblico di appassionati che ci seguono sera dopo sera, anche un pubblico per certi aspetti estemporaneo che quindi, come dire, entra magari in chiesa solamente perché sente suonare, appunto si lascia attrarre dalle armonie sacre. Non è necessariamente un pubblico di addetti ai lavori, lo spirito che ci anima è quello appunto di presentare questo repertorio, come vi dicevo prima, e di valorizzare gli strumenti che sono veramente la cosa più importante che abbiamo per valorizzare ancora di più la nostra tradizione e la nostra cultura.